allora ci siamo, no? Anche quest'anno siamo qui col nostro spettacolo. Come ogni anno, questo è il primo appuntamento dell'anno 2020, si apre col Carnevale del Veneto e anche quest'anno Carioca Dance Ballet, una squadra nuova che si rinnova ogni anno con la cultura del Brasile alle spalle, quindi per noi è un onore aprire qui con voi il Carnevale. Lascio a voi invece la visione dello spettacolo. Ci vediamo l'anno prossimo, godiamoci questo Carnevale, ciao! Mas ela é de cabeça minha pista na mata. São sete, maçado, condiçando caripina, cortando madeira fina pra fazer meu tabuado, cortando madeira fina, são sete. Di essere qui al 72esimo Carnevale del Veneto per un'edizione fantastica, anche perché questa giornata di sole, che il sole è la cosa che costa meno, però è la più preziosa. Dunque un'affluenza del pubblico fantastica, i carri sono fantastici, faccio i complimenti a tutti i carristi. Questa edizione è in particolar modo ricordata per un triste evento che 4 mesi fa ci è venuto a mancare il nostro caro amico Stefano. Dunque festeggeremo in un modo particolare, non triste, ma in un modo particolare questo Carnevale. Poi, il Carnevale del Veneto è una edizione che si può dedicare a tutti i bambini e a tutte le persone che vogliono un momento di allegria per staccare un po' dalla vita quotidiana e spero che abbia allegria a tante persone. Buongiorno a tutti e buon Carnevale a tutti quanti qua da Casale di Scodosia. Stiamo festeggiando ancora adesso con i Carioca Dance Ballet, che il gruppo dei brasiliani si sta esibendo ora sul palco. Veramente un carnevale eccezionale, oggi sono successe tantissime cose, tantissimo spettacolo qui per voi, ma saremo qua anche domenica prossima e anche la prossima domenica, per 3 domeniche a partire da oggi. Allora il 25, il martedì, si conclude il carnevale, il martedì grasso abbiamo l'ultima giornata del carnevale. Allora 3 domeniche e il martedì 4 giorni di festa, festeggiamenti a go-go, carri straordinari, imponenti, bellissimi, ben colorati. Venite, Carnevale del Veneto, chiamato così perché è il carnevale più importante del Veneto. Auguri a tutti, buon carnevale, ciao! Vi saluto! Giornata speciale perché ormai è da 3 anni che frequento il Carnevale di Casale di Scodosia e Casale di Scodosia, pur essendo di Solesino qua mi sento sempre a casa e il Carnevale contribuisce a rendere la mia esperienza casalese ancora più completa e più colorata. Le persone di Casale come Marcello sono le persone splendide che ci mettono il cuore per portare avanti le attività
all'interno del comune, ma anche per le associazioni del paese e per queste splendide manifestazioni che sono un po' il fiore all'occhiello in tutto il territorio della Bassa Padovana, ma anche del Veneto.